La delusione per il mancato conseguimento dei play-off per la B e l'annuncio che il suo rapporto con il Calcio Padova si chiuderà il 30 giugno. Renzo Olivieri condensa in un'ora e mezza di conferenza stampa il senso di una stagione che la tifoseria biancoscudata ha racchiuso in uno striscione apparso domenica in curva dopo la sconfitta con la San Benedettese. Fallimento. Lui però tiene a precisare. Tanto era un modo per cercare di saldare tutto per arrivare a fine campionato e poi per gridare anche con forza la volontà di rimanere qua. Io credo che con le parole non servono le cose, credo che servano i fatti. Io ho ritenuto opportuno così mettermi a disposizione della società a costi, siccome si parlava Olivieri costi troppo, a costo zero. E il suo futuro sarà ancora da allenatore? Sì, questo sì. Spero che ci sia calcio ancora a Padova, no, ma questo con grande dispiacere. Un Padova alla grotteria dipendente, quel suo numero 10 che nel bene e nel male è stato l'ago della bilancia dell'ennesima stagione di delusione. La verità è che sono soggetti pericolosi, però dopo la grotteria io ho preso un altro numero 10, abbiamo preso De Franceschi perché questa squadra aveva bisogno del tre quarti. Era stata costruita per giocare con tre quarti. Io mi sono divertito tanto nel primo periodo con la grotteria e nel secondo con De Franceschi, a vedere come giocava questa squadra. È una squadra secondo me divertiva, ma a detta di tutti. Il TG Veneto torna intorno alle 23:15, vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.